Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Individuati dalla polizia gli autori dell'aggressione avvenuta a Lamezia ai danni di 4 docenti, si tratta di Ultra del Catania, un fermo e 20 persone denunciate. Manifestazioni in Calabria per il 1° maggio, riflessione su precariato e sicurezza. Morti bianche, al sud si rischia di più, il dossier dei consulenti del lavoro elaborato su dati INAIL. Il Tribunale amministrativo regionale dà ragione ai sindaci del Cosentino, Poste Italiane dovrà riaprire gli uffici a tempo pieno in 5 comuni. Dopo il debutto di Nuovo Campo Calabria, il 7 maggio a Rende sarà la volta di Zona Dem. Attesa a Palmi per l'arrivo del governatore Oliverio il 10 maggio, vertice sul nuovo ospedale della Piana. Il Crotone compie un passo in avanti verso la salvezza. A Verona, gara decisiva, Cosenza Rende ai play-off di Serie C. Gli ultimi 90 minuti stabiliranno le avversarie del primo turno. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, c'è un fermo e 20 denunce, sono tutti Ultra del Catania, individuati dalla polizia gli autori dell'aggressione ai danni di 4 docenti alla Lamezia Terme, i particolari del nostro servizio. Sono stati individuati nella notte dalla polizia gli autori del raid vandalico avvenuto alla Lamezia Terme ai danni di 4 docenti, 20 le persone denunciate, mentre una è stata sottoposta a fermo con l'accusa di rapina aggravata, lesioni e danneggiamento. Sono tutti appartenenti alle frange estreme della tifoseria Ultra del Catania. Ecco quel che rimane dell'auto sulla quale viaggiavano le vittime dell'aggressione. L'incubo per i 4 docenti partiti da Reggio Calabria e diretti a Cosenza è iniziato sulla A2, quando nei pressi dell'uscita per Lamezia sono stati affiancati da alcune auto. I docenti hanno notato che alcuni occupanti delle vetture erano incappucciati, così hanno aumentato la velocità allertando il 113. Hanno lasciato l'autostrada per raggiungere il commissariato, ma all'altezza della stazione ferroviaria di Lamezia sono stati accerchiati dai tifosi del Catania in viaggio per assistere al match di Serie C contro il Matera. Una mattinata di violenza e follia. La Multipla è stata colpita con bastoni, i prof sono stati malmenati e rapinati e nell'auto è stato lanciato anche un fumogeno. Solo l'intervento di un agente della Polfer, che è stato costretto a sparare colpi di pistola in aria, ha messo fine all'aggressione. 2 docenti sono rimasti feriti, sono ancora sotto shock. La polizia ha ascoltato il racconto delle 4 vittime, sono state visionate le immagini delle telecamere presenti nella zona e alla fine, come dicevamo, gli aggressori sono stati identificati dagli investigatori del commissariato di Lamezia e della Digos di Catanzaro con l'ausilio della Polstrada e delle Digos di Catania e Matera. Domani manifestazioni in tutta la Calabria per il 1° maggio, il sindacato rivendica maggiore sicurezza e meno precarietà sui luoghi di lavoro. Vediamo. Più sicurezza sui posti di lavoro, più formazione, più controlli è quanto chiede la CGIL per il 1° maggio, la festa dei lavoratori in una Calabria in cui il lavoro non c'è e quando c'è è precario. Una terra, continua a denunciare il sindacato, con poche luci e troppe ombre. Una Calabria che purtroppo non festeggia il lavoro, perché purtroppo il lavoro manca. Noi abbiamo un giovane su 2 che se ne va dalla Calabria, abbiamo l'occupazione femminile che segna il passo, abbiamo circa 10.000 giovani all'anno che se ne vanno perché in Calabria non c'è lavoro. Quindi diciamo che è una festa a metà quella calabrese, perché festeggiamo la festa dei lavoratori, ma non possiamo dire di festeggiare il lavoro, perché quello è quello che manca, è quello su cui bisogna fare un grande piano di investimenti pubblici per cercare di creare questo piano per il lavoro, questo piano regionale per il lavoro di cui ha bisogno la Calabria. Noi abbiamo giovani laureati che una volta che finiscono gli studi non hanno l'incrocio con la domanda di lavoro, perché non c'è un collegamento tra il sistema delle università e il sistema delle imprese, e poi occorre una visione che in Calabria oggi non c'è, perché quando si parla di giovani poi non si dà ai giovani anche le leve del comando.
Incidenti sul lavoro tra le province, più a rischio Reggio, Vibo e Crotone. Emerge dal dossier dei consulenti del lavoro elaborato sui dati INAIL. Per i lavoratori del Mezzogiorno il pericolo, pensate, è triplo rispetto alle regioni del Nord Italia. Vediamo. In Calabria, l'ultimo in ordine di tempo incidente mortale sul lavoro si è verificato il 5 aprile scorso a Crotone, quando 2 operai impegnati nei lavori di ampliamento del lungomare sono deceduti a causa del crollo di un muro di contenimento. Quella delle morti bianche continua ad essere una strage silenziosa e a 10 anni dall'entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza sul lavoro esistono ancora forti criticità. Insomma, sui luoghi di lavoro si continua a morire e ci sono 3 province calabresi tra le prime 10 a livello nazionale con il più alto rischio di danni permanenti o mortali. Si tratta di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone. I dati sono contenuti nel dossier dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti che fotografa la situazione in ogni settore produttivo. Il rapporto, sulla base dei dati forniti dall'INAIL, ha analizzato il grado di menomazione causato dagli infortuni sul lavoro che si sono verificati nel periodo compreso tra il 2012 e il 2016. Nella graduatoria stilata a livello nazionale, Avellino fa registrare il più alto livello di infortuni gravi o mortali per il lavoratore, il 4,2%. Per quanto riguarda invece le province calabresi in particolare, Reggio Calabria si colloca al 5° posto con un'incidenza del 3,6%, in 6ª posizione Vibo con il 3,5%, mentre al 9° posto troviamo Crotone con il 2,5%. Posizioni leggermente più basse in classifica per Cosenza al 15° posto con il 2,3% e Catanzaro al 18° posto con il 2,2%. Da un punto di vista settoriale, il rischio di un danno biologico superiore al 15% è massimo nel settore agricolo e in quello delle costruzioni. La maggiore probabilità poi di infortuni invalidanti si riscontra tra i lavoratori con età elevata, a partire dai 55 anni, dove il 2,2% degli eventi infortunistici comporta un danno biologico superiore al 15%. In questa classe di età si concentra la più alta probabilità di perdere la vita in caso di incidente sul lavoro. Dallo studio emerge poi che il rischio di morte o di infortunio invalidante per i lavoratori del Mezzogiorno è triplo rispetto alle regioni del Nord Italia. Soprattutto al Sud, dunque, la sicurezza sul lavoro rappresenta una sfida da vincere per la tutela dei lavoratori. Ancora il lavoro, c'è un appello al direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Rischiano il licenziamento gli oltre 80 operatori sociosanitari della cooperativa La Coop Service. Chiedono appunto l'intervento del dottore Gentile affinché venga evitato appunto il licenziamento. Ma sentiamo. Hanno scritto una missiva rivolta al direttore generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza, Achille Gentile, gli oltre 80 operatori sociosanitari in forza alla Coop Service che rischiano di essere licenziati. Si sentono presi in giro per le continue promesse mai mantenute. Sono oltre 20 anni, infatti, che nei confronti dei lavoratori esternalizzati con la qualifica di OS che svolgono la propria attività e che dal 2008 ad oggi rendono possibili le attività di supporto al paziente, garantendo i LEA in tutte le unità operative dell'azienda ospedaliera cosentina. Un appalto per questo servizio, fanno sapere preoccupati, che fra meno di 12 mesi scadrà, e poiché le ultime norme che regolano questa attività sono mirate a bloccare tali esternalizzazioni, si intravede per noi una stagione triste e mortificante, a meno che non si possa avvertire un processo di internalizzazione che possa garantire la continuità lavorativa per le oltre 80 famiglie coinvolte in questa assurda vicenda. Chiedono una soluzione immediata, di uscire dal precariato pur avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, perché troppe volte, sottolineano, ci siamo accontentati, abbiamo abbassato la testa e abbiamo lavorato per dare dignità alle nostre famiglie. Poi l'appello al direttore, dopo la riapertura per l'ennesima volta ad una mobilità extraregionale. Si sentono disperati, depressi, abbandonati. Non possiamo più fidarci di parole di conforto e di attesa, concludono, se poi gli atti concreti da voi avanzano dalla parte opposta alla nostra. Nei prossimi giorni ci vedremo costretti a riunirci in assemblea per poter spiegare a tutti i lavoratori gli atti e i fatti in questione. Ma la nostra speranza è che si possa trovare, come ha sempre fatto in altre occasioni, lungimiranza e assolvere agli obblighi morali che questa questione pone ormai da anni.
Il TAR dà ragione ai sindaci del Cosentino. Poste Italiane dovrà riaprire gli uffici a tempo pieno in 5 comuni. Sentiamo. Il servizio postale va garantito anche nei piccoli centri e l'organizzazione degli uffici va effettuata coinvolgendo i comuni, e quanto sancito dal Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro prima e da quello del Lazio successivamente. Entrambi hanno dato ragione ai sindaci di 5 comuni in provincia di Cosenza: Terravecchia, Longobucco, Pietrapaola, Laino, Castello, Alessandria del Carretto, Nocara e Panettieri, in cui saranno annullati i provvedimenti con cui Poste Italiane aveva ridotto gli orari di apertura al pubblico, con la conseguenza che il servizio sarà ripristinato. Il TAR, fanno sapere i primi cittadini, ha sancito che la chiusura di un ufficio postale non può essere disposta solo per ragioni di carattere economico. È importante il principio, recepito in pieno dal TAR Lazio, concludono i sindaci, secondo cui allorquando si incide in servizi di fondamentale importanza e essenziali per il vivere civile di qualsiasi collettività, gli amministratori degli enti locali, in quanto portatori di interessi pubblici e generali, devono necessariamente essere coinvolti affinché non si adottino provvedimenti che in nome del risparmio e del contenimento della spesa pubblica possano risultare fatali per la stessa sopravvivenza delle comunità, soprattutto quelle più piccole. Spogliare i comuni montani, le zone svantaggiate di servizi fondamentali, significa danneggiare i territori. Una sentenza che farà scuola? A Corigliano Calabro adesso i militari della stazione e i carabinieri forestali di Rossano hanno sequestrato un'area di 6 ettari di proprietà del comune in località Castagna Rinacchio, dove è stata realizzata una pista circuito per motocross. Dai controlli è emerso che il circuito è stato realizzato abusivamente da ignoti, è frequentato spesso da moto in competizione e anche da giovani minorenni che esercitano tale attività. L'area interessata al sequestro rientra in un comprensorio boschivo identificato quale sito di interesse comunitario. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. 4 persone sono rimaste ferite, una in modo grave in un incidente avvenuto sulla A2 nel territorio del comune di Rosano. Sul posto sono intervenute 2 pattuglie della polizia stradale che hanno constatato il ribaltamento di 2 autovetture, un Opel Zafira occupata da una 22enne di Cinquefrondi e di una 23enne di Polissena e una Fiat Panda occupata da 2 giovani di San Giorgio Morgeto. Le 2 donne sono apparse subito le più gravi, i feriti trasportati nell'ospedale di Polissena, dove la ragazza di 22 anni è stata giudicata in prognosi riservata. Per gli altri le sono giudicate guaribili dai 7 ai 20 giorni. La ragazza è stata poi trasferita negli ospedali riuniti di Reggio, dove è stata confermata la prognosi. 4 episodi di furto si sono verificati fra la serata e la notte di ieri nel Vibonese. Nel comune di Spiling ignoti hanno svaligiato 2 abitazioni approfittando dell'assenza dei proprietari che si erano recati in chiesa. Nel centro storico di Tropea invece sono state rubate 2 Fiat Panda noleggiate da alcuni turisti stranieri in vacanza. I carabinieri delle stazioni di Tropea e Spiling hanno avviato le indagini su entrambi gli episodi. I militari dell'ufficio circondariale marittimo di Soverato hanno sorpreso sull'arenile di Squillaceride un pescatore sportivo al rientro di una battuta di pesca di frodo. L'uomo è stato trovato a bordo del proprio natante con 73 kg di 9 lame di sarda di tipo bianchetto e l'attrezzo utilizzato per la cattura, una rete del tipo sciabica di circa 60 metri. I militari hanno sequestrato il pescato e la rete, elevando anche 2 sanzioni amministrative per un totale di 13.000 euro. La politica adesso, dopo il debutto di Nuovocampo Calabria il 7 maggio, a Rende sarà la volta di Zona Dem. Vediamo. Voi fate Nuovocampo? Io organizzo Zona Dem. Mimmo Bevacqua risponde all'iniziativa di sabato scorso alla Mezia con un progetto che coinvolge circoli e associazioni. Il debutto è il 7 maggio a Rende. Il consigliere regionale entra a gamba tesa e bolla la riunione voluta da Andrea Guccione come solite cose e punta il cerchio autoreferenziale che ha gestito il partito e contribuito al crollo del 4 marzo. Visioni e obiettivi diversi? Difficile delinearne nitidamente il campo entro cui intendono muoversi le 2 anime del PD, che dicono però di assumersi l'onere di risollevare il partito, visto che adesso, dopo lo scivolone elettorale di Mariato, c'è lo spazio per infilare nuove idee e puntare alla conquista di leadership che fino a ieri era impensabile finanche immaginare. Campo Nuovo ha i suoi referenti nel Partito Nazionale, non è infatti un mistero che ad animare questo nuovo corso ci sia Matteo Renzi in prima persona.
Lo si evince anche e soprattutto dall'attivismo di Ernesto Magorno, notoriamente renziano della prima ora, sulle dichiarazioni più entusiastiche per la prima di sabato scorso a Lamezia. E Zonatem? Beh, dovrebbe avere come punto di riferimento Dario Franceschini, anche se Bevacqua vuole muoversi più in profondità, coinvolgendo il territorio in tutte le sue manifestazioni più significative. Insomma, l'inizio del nuovo corso risente delle vecchie divisioni, dei vecchi distinguo, delle conflittualità mai superate. È l'alba di un nuovo giorno, dicono nel PD, tutto da vivere. Intanto, però, è curioso constatare che in entrambi le proposte in campo non si faccia alcuna menzione del governo regionale e del fatto che il presidente Oliverio abbia da tempo lanciato un'OPA per la sua ricandidatura. Attesa a Palmi per l'arrivo del governatore Oliverio il 10 maggio, vertice sul nuovo ospedale della Piana. Vediamo. È ufficiale, giovedì 10 maggio, l'incontro con il governatore della Calabria, Mario Oliverio, e la città di Palmi, avente per oggetto la spinosa questione sanitaria della Piana di Gioia Tauro, ossia la costruzione del nuovo ospedale. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Ranuccio, che ha reso noto l'iniziativa pubblica nel corso della quale si farà il punto sulla situazione e sull'iter della costruzione del nuovo ospedale. Il primo cittadino, in attesa dell'incontro con Oliverio, ha convocato per il 4 maggio la Commissione Consiliare Speciale Sanità, con la quale si farà il punto in attesa dell'iniziativa pubblica del 10 maggio. Il nuovo ospedale della Piana, che sorgerà a Palmi nei terreni adiacenti all'Istituto Agrario, è stato finanziato con l'accordo di programma Ministero-Regione del 7 dicembre 2007 per un investimento totale di oltre 150 milioni di euro. Il nosocomio avrà una dotazione di 314 posti letto, oltre a 38 posti tecnici, per un totale di 352, ed un parcheggio da 1000 posti auto. Nell'aprile del 2015 era arrivata la sottoscrizione del contratto di concessione tra Regione Calabria, ASP e la società Technics, poi oggetto di provvedimento interdittivo antimafia della prefettura di Catania, revocato dopo 6 mesi. Il 20 ottobre del 2016 è stato sottoscritto il protocollo di legalità tra Regione Calabria, ASP e concessionario e prefettura. A Villa Rendano, siamo a Cosenza, ci occupiamo adesso delle iniziative, si è parlato di bullismo e cyberbullismo, vediamo. Bullismo e cyberbullismo sono stati questi temi affrontati in un importante convegno organizzato a Cosenza a Villa Rendano dalla Fondazione Attilio ed Elena Giuliani in collaborazione con l'associazione Tinlella. Obiettivo dell'incontro è stato quello di definire e contrastare i disagi dei bambini prima e degli adolescenti poi, verso una società sempre più disarmante, a volte omertosa ed indifferente alla drammatica e irrefrenabile crescita del fenomeno. L'associazione nasce nel 2015 e ci occupiamo di bambini prematuri, bambini nati prima del termine. Questo non toglie che la nostra associazione può e sicuramente dovrà fare sostenere famiglie dei ragazzi bullizzati o anche gli stessi ragazzi. Noi abbiamo aperto nel nostro ospedale di Cosenza la terapia intensiva pediatrica. Ad oggi non abbiamo mai avuto, ma sicuramente potrebbe essere un reparto disponibile anche all'accoglienza di tutti i ragazzi vittime di bullismo, quindi ragazzi bullizzati, ragazzi che hanno avuto lesioni relativamente al fenomeno del bullismo. Sport e salute, a Cosenza ha inaugurato il percorso benessere, vediamo. Cosenza ha vissuto un fine settimana intenso dedicato alla promozione dello sport e della salute. Dopo la consegna della bandiera azzurra che premia le attività portate avanti dall'esecutivo guidato da Mario Chiuto, è stato inaugurato il percorso del benessere su Viale Mancini. Inauguriamo questo percorso che è stato omologato dalla FIDAL, contrassegnato da una segnaletica specifica che sarà di supporto a tutti coloro i quali potranno usufruire di questo percorso per fare la propria attività, supportati anche da elementi indicativi della distanza che percorrono. Il percorso benessere è solo una tappa di un più ampio e ambizioso progetto che mette al centro la salute e la qualità di vita dei cittadini. È un giorno molto importante per noi perché abbiamo puntato molto su questa idea di Cosenza, città amica del cammino e della corsa. Abbiamo in programma adesso importanti opere che riguardano proprio questo, perché partirà a giugno la realizzazione del Parco del Benessere, che sarà un lungo parco attrezzato
per il cammino e per la corsa, con attività anche di riqualificazione sul piano del verde pubblico, e anche la ciclopolitana, che sono 30 km di piste ciclabili che uniscono le varie piazze e i punti di interesse della città con la bici. Quindi i cittadini di Cosenza potranno usufruire, diciamo, di questi spazi, che sono spazi qualificati per stimolare le persone a camminare o a correre all'interno della città, quindi a prevenire quelle che sono le malattie che purtroppo, soprattutto da una certa età in poi, sono ricorrenti, e quindi, diciamo, c'è questa alleanza ormai fra le città, fra le amministrazioni comunali e la classe medica e scientifica, proprio per quanto riguarda la prevenzione primaria, che è di fondamentale importanza. Le 2 giornate di sport sono state salutate con entusiasmo dal campione olimpico Maurizio da Milano, responsabile del progetto Bandiera Azzurra. Cosenza sicuramente è all'avanguardia con questi progetti che riguardano l'urbanizzazione dell'intera città. Questo bellissimo percorso inaugurato oggi, che diventerà poi veramente il cuore pulsante dell'attività motoria e fisica dei cittadini di Cosenza, è uno dei segni appunto di questa attenzione, di questo interesse della città, del sindaco Mario Chiuto e di tutta l'amministrazione nei confronti di quelli che sono servizi primari ai cittadini. Ancora sport, il calcio, le squadre calabresi, ci racconta com'è andata in campo Gianluca Pasqua, vediamo. I lupi vedono la Virtus Francavilla e si scatenano, 4 gol all'andata in rimonta al Marulla, 5 in trasferta a Brindisi, il primo segnato dopo soli 26 secondi di gioco da Gennaro Tutino, puntuale all'appuntamento con il traversone di Dorazio e abile a bucare di testa Albertazzi. Uno show da playoff quello del Cosenza, contro una squadra che ha provato a rialzare la testa, ma è stata subito freddata dalla combinazione Corsi-Bungo-Perez, con l'attaccante rossoblu messo giù da Prestia ai margini dell'area piccola, calcio di rigore e seconda rete in campionato per l'ex Ascoli. Dall'incipit del raddoppio alla finalizzazione dello 0-3, la firma è del capitano Corsi, ispirato ancora una volta da Tutino, autore di una prestazione maiuscola che gli è valsa anche la prima doppietta stagionale, occasione ghiotta davanti ad Albertazzi e palla dello 0-4 in rete. Risultato blindato e un tempo da giocare, con Tutino ancora sugli scudi a inizio ripresa, dall'altra parte una Virtus più arrembante, pronta ad approfittare del naturale rilassamento degli ospiti, il gol dell'ex Partipilo, l'unico premio di una pressione costante degli uomini dell'Agostino, e nel finale il sigillo di Davido Chereche, bravo a finalizzare il contropiede imbastito da Perez e Ramos con un diagonale imprendibile. I rossoblu domenica prossima affronteranno al Marulla il Trapani. Purtroppo in casa facciamo fatica, ci dispiace enormemente per i tifosi che ci vedono sempre in una maniera diversa da quello che siamo. Questa è anche una vittoria per loro, per cercare di ritornare tutti insieme e provare a fare qualcosa di importante insieme. Ce la metteremo tutta e poi vediamo. Per rivedere un rende più concentrato bisognerà aspettare i playoff. I biancorossi con l'Andria hanno giocato la classica gara da fine stagione con poca verve e tanti errori. Rare le occasioni da rete fino alla ripresa con il vantaggio siglato da Lattanzio sul cross di Tartaglia e il pareggio di Franco imbeccato a centrale da Pianbianchi. La formazione di Trocini tra 7 giorni sarà ospite del Catania. La spavalderia che secondo me dovevamo avere, visto che comunque a prescindere dal punto che mancava per l'aritmetica, 49 punti erano comunque sufficienti per raggiungere i playoff. Forse in questo il traguardo così vicino ha bloccato un po' qualcuno nella prestazione, però c'è stata grande voglia di recuperare la partita, insomma sono contento. La Regina sgambetta la Sicula Leonzio, lasciando la formazione siciliana ai confini della zona playoff. Senza Bianchimano e Sciamanna tocca a Sparacello sorreggere l'attacco. Suo il gol del vantaggio con un bel piatto destro, suo anche il tiro del possibile 2-0 che si stampa sul palo. Nella ripresa è Bollino che dà un senso alla domenica ai siciliani, pareggiando i conti. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Ponte del 1° maggio all'insegna del bel tempo, prima di un modesto peggioramento atteso per mercoledì. Vediamo quindi le mappe in dettaglio per le prossime ore. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, clima mite. Vediamo ora invece le mappe di mari e venti. Domani Tirreno mosso, poco mosso lo Ionio, venti deboli da quadranti meridionali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani.
Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.